Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 9 marzo, ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0, pronti per un'altra giornata ricca di novità in compagnia del nostro oroscopo, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Ariete, la luna in gemelli potenzia comunicativa e dinamismo, vi esprimete con chiarezza, portando a casa ottimi risultati in studi, affari e spostamenti. Per concludere in bellezza, staccate la spina e tuffatevi nella mondanità, chiacchiere e risate vi rallegrano l'animo. Toro, i transiti in atto indicano un buon periodo per rinnovare l'arredamento o rendere più confortevole la vostra casetta. È tempo di rivoluzionare poi anche le abitudini. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati. Tenetelo bene a mente. Gemelli, l'amore vi avvolge nella sua aura, un vento vorticoso che forse non ha una direzione precisa, ma vi cattura, vi trasforma, vi vivifica ed emoziona. L'atmosfera poi è quella giusta per fare nuove ed interessanti conoscenze, ma anche per conquistare chi vi piace. Cancro, avrete le antenne drizzate e pronte a captare emozioni, pensieri e sensazioni altrui, quasi come una magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni questa volta. Esigenza di interiorità per voi, che si esprime anche a livello fisico. Date quindi spazio al relax e all'espressione artistica. Leone, disposizione ed animo allegra e leggera. La vita sociale e comunicativa va a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate sono foriere di buone notizie in questo periodo. Per qualcuno potrà esserci poi una lieta sorpresa. Una persona torna dal passato per ridiventare però un dolce presente. Vergine, la luna vi rende un po' troppo sensibili e anche troppo reattivi. È comunque la giornata ideale per scrivere, per leggere o semplicemente per poltrire un po'. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame sentimentale. Attenzione, almeno oggi lasciate fuori dalla porta i problemi. Bilancia, mettendo in mostra le vostre qualità di diplomazia e flessibilità, non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. L'amore oggi non è una pena, ma una gioia del cuore da vivere con spensieratezza, senza pensare al domani. Scorpione, prestate attenzione ai rapporti interpersonali. Se sarete più diplomatici e più tolleranti, spegnerete sul nascere eventuali gelosie o fastidiose rivalità. Perfezionismo e capacità organizzativa poi troveranno soluzioni rapide a piccoli inconvenienti pratici. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo vi suggerisce di guardare la realtà e chi amate, non alla luce però delle vostre emozioni, ma con la massima obiettività, mi raccomando. Attingete a piene mani alla vostra riserva di ottimismo per superare presto una situazione al momento di stallo. Capricorno, al lavoro meglio stare in campana, qualcosa infatti non gira nel solito modo o forse siete un po' troppo distratti, troppo svagati oggi, è un buon momento quindi per fare un po' d'ordine. Nel tempo libero invece dedicatevi a voi stessi, ultimamente infatti avete trascurato troppo le vostre esigenze, tempo di recuperare. Acquario, mercoledì da vivere in ottimismo e allegria anche per voi amici dell'Acquario, convegni e nuove conoscenze vi aspettano e in amore si balla il tango allacciati appassionatamente. Eventi culturali, allegre riunioni con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non mancare, iniziate a segnarli già in agenda. E chiudiamo con i pesci. Avete vestito il partner di azzurro o rosa, simile a un principe o una principessa, ma di fronte a un problema domestico non c'è regalità che tenga purtroppo. Speranza e disinganno si alternano nella vostra sfera sentimentale, ma meritate un'altra chance, quindi togliete il freno. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, vi aspettiamo domani con tutte le novità del giorno, intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0